Oggi è stato un momento importantissimo con la tanta gratitudine della gente mentre sfilavamo e noi siamo orgogliosi di consegnare ai nostri figli un Friuli che è conosciuto nel mondo per la sua laboriosità, per la sua competenza e per i valori che sono quelli degli alpini. Gemona del Friuli ha ricevuto la stecca da Conegliano alla conclusione della sfilata che ha chiuso l'edizione 2025 del raduno alpino Triveneto. Un passaggio di consegne sotto il solleone, auspicio che i Fradis Furlans sapranno anche loro organizzare qualcosa di particolare per il 2026. La sezione ANA sta lavorando per il grande appuntamento delle penne nere del Nord-Est in programma il secondo fine settimana di giugno, un mese esatto dalla Dunata Nazionale che si svolgerà a Genova dall'8 al 10 maggio 2026. L'avvenimento coincide con il 50° anniversario delle prime violente scosse che il 6 maggio 1976 rasero al suolo diversi comuni della pedemontana friulana con quasi 1000 morti. Da quel groviglio di macerie e vittime nacque un germoglio che in pochi anni, grazie allo spirito dell'allora presidente nazionale dell'ANA Bertagnolli, fece risorgere dalle ceneri queste terre. L'occasione della Triveneta 2026 per il primo grande raduno in ricordo degli 11 cantieri ANA di lavoro e di quei protagonisti silenziosi giunti da tutta Italia, richiamati dall'eco della tragedia che si stava consumando, messi in piedi in poco tempo, fondamentali per la ricostruzione, per legare ancora di più nell'affetto gli alpini con il Friuli. Già si lavora per la prossima edizione, siamo un po' preoccupati perché c'è tanta gente a Conegliano, no? Ma abbiamo il sostegno anche di due grosse sezioni del Friuli come Udine e Pordenone che ci daranno una mano, quindi siamo convinti che lavorando seriamente riusciremo a far fronte ai nostri impegni. Abbiamo un'eredità importante visto questo evento straordinario, è chiaro che in collaborazione con la sezione che abbiamo nel nostro territorio di Gemona è una sezione che è abituata a lavorare come tutti i friulani e quindi sono meno preoccupato di Ivo proprio perché abbiamo spalle ben coperte grazie a loro. Che si accinge ad